Quarta corsa, confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, sono 7 dietro le ali dell'Autostart, 1 Felix SB, 2 Farfuglia Gnaffà, 3 Favoloso Mark, 4 Franchina Baldo, 5 Flipper di No, 6 Forte dei Marmi. In seconda linea 7 Fondi dei Greppi. Favori per Flipper di No in chiusura, Favoloso Mark e Farfuglia Gnaffà le prime alternative. Macchina intanto che accelera. In partenza veloce Farfuglia Gnaffà che conquista la testa nei confronti di Felix SB. All'esterno Favoloso Mark va subito a attaccare Farfuglia, poi trova posto in scia e si accoda di precisione su Felix SB. Vantaggio dunque Farfuglia Gnaffà. Terza posizione per Felix SB davanti a Franchina Baldo che è ora sposta all'esterno per prendere la schiena di Flipper di No che progredisce dopo 400 metri di gara. Lungo la corda invece Fandi dei Greppi precede Forte dei Marmi. Tanto i primi 400 se ne sono andati, 33. Ora il completamento della curva e dei primi 600 metri in 45,9 con ritmo da 1,16,5. Vantaggio Farfuglia Gnaffà nei confronti di Favoloso Marca. All'esterno Flipper di No si impegna con in schiena Franchina Baldo che però non tiene il contatto per il momento e in coda rimane Forte dei Marmi con all'interno Fandi dei Greppi. 1 minuto e 7 decimi il passaggio agli 800, si arriva così all'altezza dei 1000 metri iniziali, sempre condotti da Farfuglia Gnaffà, 1,16 netto, con un parziale in 15,3, retta delle scuderie, allunga decisamente, ora Farfuglia Gnaffà ha sempre in schiena Favoloso Mark, mentre Flipper di No fatica a seguire il ritmo della battistrada, rimane comunque lì, a contatto di Favoloso Mark e i cavalli sono a 300 dalla conclusione con Farfuglia che continua a mantenersi in vantaggio, Favoloso Mark in scia, poi Flipper di No, retta d'arrivo, Farfuglia Gnaffà in allungo, ancora ci prova Flipper di No, all'interno Favoloso Mark, ultime battute con Farfuglia Gnaffà che viene a concludere e vince nei confronti di Favoloso Mark, al terzo Flipper di No. 1,15,1 con 32 a chiudere, vittoria in cost to cost per Farfuglia Gnaffà con Stefano Ciraso in sediolo che conquista subito il comando e si porta così a spasso la compagnia per tutto il percorso, vincendo davvero molto bene. Training è quello di Gino Solacone per conto della scuderia Azienda Agricola di Santa Rosa.